i giovani sanno produrre delle cose molto belle e mi riferisco ai premiati che oggi riceveranno il premio tesi di laurea, che è un premio che è stato istituito dall'archivio, dal centro studi della Fondazione Cineteca di Bologna. Per noi è veramente un momento importante, un momento magico ed è bello vedere questa sala così gremita, così frequentata. E poi c'è un altro carattere fondamentale, è la cura e l'attenzione ai dettagli e particolari, la passione che mettete nelle vostre iniziative. Anche nel caso di questo libro mi è molto colpito leggere che c'è stata una ricerca accurata di una stamperia che adoperasse ancora il carattere originario. È un onore, veramente una grande festa per Casassa e per il nostro territorio intero poter ripresentare un'opera pasoliniana così importante, un'opera della gioventù, che poi possa, secondo me, essere anche, come dire, un ponte di partenza verso altre mete. Il Nini Muart, sere imbarlumite dal fossal a Creslaghe, una femmina plene a ciamine dal ciamp. Io ti ricordi, Narcis, tu avevi il color della sera, quando i ciampanis a Sulin di Muart. Ha avuto dei grandi contrasti di ogni genere, linguistici e poetici. La vita di Pasolini è stata sempre molto difficile e la sua fortuna è stata di avere una grande vitalità. Un libro con questa identità così specifica sarebbe stato giusto ristamparlo degnamente in quella forma, ecco, in quella forma con quelle acerbità ancora linguistiche che sono state accennate prima, con tutti, ma con quella vitalità poetica che caratterizzava già pienamente l'operato di Pasolini. Poesia Casassa di Pasolini non sono soltanto un libro importantissimo naturalmente nella storia poetica di Pasolini, ma sono un libro fondamentale di tutta la letteratura italiana del Novecento. Dei grandi poeti dialettali, oltre che in lingua italiana, che hanno utilizzato il dialetto come accennava prima Franco Zavalli, come lingua della poesia, lingua assoluta della poesia. Dietro un libro c'è un lavoro straordinario, straordinariamente complesso e devo dire anche ricchissimo, ovvero quello che noi, Ronzani editore, piccolo editore, cerchiamo di proporre è proprio questa qualità, la ricerca della qualità in ogni aspetto. Fontane d'aghe dal me país, a noi aghe più fresche che dal me país, fontane di rustica amor.